Cari amici della Tenda TV, ci ritroviamo come ogni anno, come da tradizione, qui in Piazza Flaminio, la culla diciamo di Serravalle, per cominciare a ricordare quelli che saranno gli eventi clou della settimana dedicata alla nostra Santa Patrona Sant'Augusta. Oltre a naturalmente tutti quelli che sono gli eventi di carattere religioso che prevederanno tutta una serie di appuntamenti sia in chiesa che presso il santuario, ci sono come di consueto gli appuntamenti dedicati ai festeggiamenti organizzati come di consueto dal Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta, un evento che si perde nella notte dei tempi proprio a suggello a ricordare la nostra Santa Patrona. Per questo cogliamo anche l'occasione fin da ora di ringraziare tutti coloro che collaborano per la realizzazione di questo evento, dal Comune di Vittorio Veneto a fianco per quanto riguarda il patrocinio di questi eventi, oltre a tutti gli amici, volontari, sponsor, non da ultimo la Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, Noi per Noi, che ci sostiene in questi appuntamenti dedicati alla cultura popolare. Cultura popolare che vedrà come d'abitudine lo svolgersi degli eventi su diverse piazze, da Piazza Flaminio, Piazza Minucci, Piazza Vecelio, e quest'anno avremo anche un'area dedicata in particolare presso il Museo del Cenedese con la nostra parte culturale, con la presentazione dei libri e degli eventi realizzati anche in collaborazione con Carta Carbone. Come abbiamo detto, alcuni degli eventi si svolgeranno proprio qui in Piazza Flaminio. Qui in Piazza Flaminio tornerà sabato 17 e domenica 18 tornerà il mercatino dei bambini a partire dalle ore 18. Questo appuntamento dedicato allo scambio dei giochi che oramai da diversi anni il Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta organizza, noi saremo qua in piazza proprio con loro. E poi ricordiamo proprio lo stesso giorno, il giorno 17, da qui partirà la cronoscalata di Sant'Augusta, che è un evento a carattere sportivo che vede in prima linea la scuola di maratona assieme alla Proloco di Vittorio Veneto. Ricordiamo che sempre in piazza qui a partire dalle ore 21 sia il 17 che il giorno 18 e le serate successive, quindi fino al giorno 21 ci saranno degli appuntamenti musicali a partire dalle ore 21, mentre per quanto riguarda i bambini nella giornata di lunedì e di martedì, quindi parliamo del giorno 19 e del giorno 20, alle ore 18 ci saranno degli appuntamenti dedicati alla lettura, proprio per dedicare uno spazio ai più piccoli. Ci siamo spostati ora in Piazza Minucci, dove oramai da tradizione da tanti anni avvengono tutti i concerti, qui dove la bellissima location della Loggia dei Grani ci fa da palcoscenico naturale. E qui naturalmente cominceremo il giorno 17 sera con una serata dedicata a Renato Zero. Poi la serata di domenica sarà dedicata a una musica un po' particolare con i Rumba de Bodas, che ci terranno compagnia nella serata di domenica, per poi passare alla serata del giorno 19, il giorno di lunedì, con un concerto dedicato a Marco Mengoni. Quindi spazieremo con musica di diverso genere, per poi giungere alla serata del martedì 20 con Black and Ball Boogie, che è un altro gruppo che ci porterà naturalmente nelle magie particolari della musica, quindi portandoci indietro negli anni, e poi la serata del 21 in cui avremo un bellissimo spettacolo che vedrà protagonista dopo diverso tempo, da tanto tempo non torna qui a esibirsi in piazza e non torna qui a casa, con Aldo Betto, che sarà il frontman di un bellissimo gruppo che ci ha già accompagnato in diverse piazze a livello nazionale e che avremo qui per la serata del 21, serata clou dedicata ai fuochi di Sant'Augusta. E eccoci adesso in piazza Tiziano Vecelio, oramai un luogo che è l'abitudine per i festeggiamenti di Sant'Augusta, dove avremo come
di consueto gli street food, ma ad accompagnare queste serate a partire dalle ore 19, quindi dal 17 fino al 21 sera, avremo un momento musicale con diversi gruppi che si esibiranno nelle diverse serate proprio per fare aperitivo e cena qui in piazza Tiziano Vecellio. Naturalmente lo spettacolo sarà a partire dalle ore 17 alle ore 21, dove poi la parte musicale si sposterà nei vari altri siti. Parliamo di piazza Minucci e di piazza Flaminio. E siamo adesso agli appuntamenti di carattere culturale. Di solito Sant'Augusta è oramai una tradizione che abbia degli appuntamenti dedicati alla presentazione di libri e di autori, e anche quest'anno la tradizione si rinnova. Infatti cominceremo con sabato 17 con un appuntamento curato in collaborazione con Carta Carbone, che a partire dalle ore 16 darà seguito a un corso di scrittura, come da tradizione. Potete trovare tutte le informazioni sui social. Naturalmente questo appuntamento è un appuntamento su prenotazione, che viene dedicato in modo particolare alle persone che hanno desiderio di confrontarsi con la carta e con la penna, e quindi di trasmettere le proprie idee, le proprie fantasie con la scrittura, e raccontare delle storie. E questo lo ricordiamo in collaborazione con Carta Carbone, che è questo famoso festival, questo grande appuntamento di Treviso che da diversi anni collabora con Sant'Augusta. A partire dalle ore 18 poi ci sarà presso l'androne del Museo del Cenedese ci sarà la presentazione del libro scritto da Odette Copat, Mini Cosmi, una mappa sentimentale, e con questo comincia il tour dei giorni successivi con la presentazione di libri e la presentazione con l'autore. Il giorno 18, sempre alle ore 18 e presso l'androne del Museo del Cenedese, invece sarà di scena a cura delle edizioni De Bastiani la presentazione del libro realizzato da Sara Armellin, Spesa in fattoria, altro appuntamento a carattere letterario in cui l'autore ci racconterà da vicino come nasce questo libro. Mentre la serata del giorno 19, sempre a partire dalle ore 18, sempre presso l'androne del Museo del Cenedese, ci sarà spazio per il libro scritto da Massimo Cuomo, Piccola osteria senza parole, questo appuntamento realizzato in collaborazione con la libreria Il Viale. Il giorno 20 invece alle ore 18 sarà di scena un appuntamento dedicato alla cultura locale. Come oramai da tradizione, il Circolo di Ricerche Storiche Vittoriesi ci accompagna a conoscere il Meschio nella natura, nelle sue caratteristiche e nella letteratura. A relazionarci sul tema saranno il professor geologo Antonio Della Libera e il professor Giampaolo Zagonel. Tutto questo per conoscere da vicino la storia di questo fiume, come è stato raccontato nella storia, e le sue caratteristiche naturali. E siamo quindi alla serata del 21 di agosto, serata oramai da tradizione, dove ci sarà il grande spettacolo pirotecnico, i famosi fuochi di Sant'Augusta, che tanto sono famosi a Vittorio Veneto quanto nel circondario. Invitiamo fin da ora tutti voi ad essere presenti a questo grande appuntamento che va a coronare i festeggiamenti di Sant'Augusta. Noi cogliamo ancora l'occasione per ringraziare la Tenda TV per questo spazio, invitando tutti voi ad esserci. Un grazie a tutti i volontari che si prodigano per la realizzazione di questo evento, in particolare la serata dei fuochi. Pensate quante persone affluiscono qui a Serravalle, e quindi c'è dalle forze dell'ordine ai vigili del fuoco, all'AVAB, alla
Protezione Civile, alla Prealpi Soccorso, tutti in campo per rendere questa serata indimenticabile sotto il profilo naturalmente anche di una serata bella anche dal punto di vista della sicurezza. E quindi, se per caso ci siamo dimenticati qualcosa, venite naturalmente qui in piazza a vedere dal vivo tutto quello che succede e seguiteci sui canali social. Un grazie ancora alla Tenda TV e come sempre vi aspettiamo tutte le sere dal 17 al 21 qui in piazza per i vari appuntamenti. Grazie e buona Sant'Augusta a tutti.